sempre pensato al canto a tenore come un formidabile veicolo per conoscere la cultura della Sardegna e naturalmente in questo pensavo, non è che mi sto illudendo, è che magari io ingigantisca questo canto a tenore che tutto sommato per molti non è altro che folklore. Andremo indietro all'epoca in cui mi accingevo a pubblicare il primo dei miei lavori sul canto a tenore e ho avuto la fortuna di conoscere un personaggio particolare, era il professor Raffaele Sardella. Il professor Raffaele Sardella mi disse: deve investigare all'interno delle lingue preclassiche. Mi dicevo, ma perché proprio lì dentro? Cosa c'è dentro le lingue che precedono il latino e il greco? E lui mi parlava a questo punto della etnologia dei paesi della Mesopotamia, di quelle civiltà dove tutto quanto era rapportato alla religione. E io, che provenivo da una forte militanza nel materialismo storico, dicevo, ma è sicuro che il canto a tenore, cioè si renda conto, il canto a tenore è fatto di pastori, di persone che bevono il vino per bere e per cantare e per bere oltre che per cantare. Si figuri che rapporto può esserci fra il canto a tenore e la religione. E lui insisteva tanto che ho iniziato a studiare, stiamo parlando del 1989, a studiare il sumero, l'accadico e quelle altre lingue che poi derivano dal ceppo semitico, insomma. Sono andato avanti un po' da carbonaro, pensando, ma non è che se vado a dire questo a un cantore verrò preso per uno scemo, insomma, o quantomeno verrò deriso da questa gente. Insomma, ho mantenuto dentro le mura domestiche questa mia passione, ho coltivato questa speculazione di studio sulle lingue e via, ho continuato. E però nel frattempo vedevo che, caspita, il professor Sardella aveva ragione. Lui mi diede una prima indicazione importante. Noi abbiamo in Sardegna un canto che non appartiene solamente al repertorio del tenore, appartiene anche al repertorio polifonico più popolare in generale, quello non specificatamente, come dire, per addetti ai lavori, perché se volete il canto a tenore è un pochino settario. In che senso? Beh, intanto non ci sono le donne, prima cosa. Non essendoci le donne, anche a livello anagrafico non è possibile avere dei bambini che cantano a tenore. Abbiamo soprattutto delle persone, chiamiamole mature, via. E invece il canto a sandina, lo vedremo poi, appartiene anche al canto popolare di tutta quanta la Sardegna. E lui mi diceva, provi a svelarmi cosa significa a sandira e troverà una chiave per poter interpretare molto del canto a tenore. In effetti io provai e riprovai con a sandira e qualche problema mi rimase. Non trovai la chiave. La chiave dovetti aspettare parecchio tempo, molto più in là, insomma, riuscii finalmente a decriptare il canto a tenore, ma con qualcosa che avevo davanti agli occhi per sempre, ce l'avevo. Mi affascinava e però non riuscivo a capire quale potesse essere il nesso. Del resto, voglio dire, i miei studi sul canto a tenore abbracciavano una serie di molte discipline, per esempio l'antropologia, per esempio la sociologia, per esempio la lingua e la linguistica, ma non si approdava a nulla.
cosa significava quelle bim bimbo. Questo era un arcano e mi rimaneva tale. Poi invece succede questo, succede che inizio a vedere nei libri di coloro che hanno scritto sul canto tenore, trovo un'infinità di inesattezze, di imprecisioni, e quindi, poiché vengo da studi di linguistica, affronto un percorso proprio di qualcuno che ha schematizzato il lavoro sulla lingua, in particolare Max Leopold Wagner per quanto riguarda la lingua sarda. Prendo alcuni degli strumenti di quell'uomo perché mano a mano che studio la lingua sarda e studio le lingue sumera, accadica, assiro, babilonese, eccetera, eccetera, trovo che Wagner abbia preso parecchie cantonate sul sardo. Naturalmente non è possibile rinnegare che quell'uomo abbia gettato delle basi importanti per la storia degli studi sulla lingua sarda, però qualcosa rimane così campato per aria. E quindi utilizzo quegli strumenti per mettere a punto una sistemazione degli studi sul canto tenore. Per esempio, mi rendo conto che fra i paesi che cantano a tenore ci sono paesi vicini che hanno le stesse desinenze sonore, cioè per esempio Orgosolo e Mamoiada cantano in bimba, mentre se andate ad Orune e Bitti cantano in bombo, se andate addirittura in Baronia sentirete cantare in bimbe. Allora, a partire da queste desinenze sonore, io ho iniziato a vedere di costruire delle cartine di area geografica di diffusione e in ragione di queste sistemare appunto dei raggruppamenti, all'interno dei quali poi mi rendevo conto che non solo c'erano le medesime desinenze sonore, ma c'erano altri modi di cantare che avevano molte parti in comune. E allora, che cosa è il canto a tenore? Il canto a tenore è un canto di una complessità unica al mondo. Vi farò ascoltare fra breve dei brani di altre parti del mondo dove sono diffuse delle forme che riteniamo similari, ma le riteniamo similari perché veniamo colpiti dalla buccia del canto a tenore o di quelle altre forme. In effetti non si tratta della stessa tipologia di canto, vi ripeto, il canto tenore è particolarmente complesso. In genere poi in Sardegna, dove esiste una polifonia, una polivocalità ricchissima, poliedrica quanto mai, non si riesce sempre a essere precisi e distinguere il canto a tenore, quello cioè di cui parleremo stasera, il canto profano, quello che sta fuori dalla Chiesa, ma vedremo poi perché sta fuori dalla Chiesa, e lo confondiamo ancora con il canto che invece entra in Chiesa, quello dei confratelli. Partiamo allora dal canto dei confratelli. Tornando indietro nella storia degli studi sulla polivocalità della Sardegna, abbiamo 1563, è un anno che molti di noi ha conosciuto negli studi di storia europea perché è la data di chiusura del Concilio di Trento. Cosa succede? Nel 23 settembre di quell'anno a Sassari un padre gesuita, un portoghese esattamente, scrive ai gesuiti a Roma, alla Compagnia di Gesù a Roma, scrive: se vogliamo che la dottrina cristiana entri fra il popolo della Sardegna, occorre che mandiate nelle scuole di dottrina popolare, che mandiate persone sardoparlanti. C'era già allora il problema di inserire il sardo nella scuola, non siamo arrivati ai giorni nostri, insomma, con questo problema. Nel 1563 si chiede che sardoparlanti
entrino per parlare sardo a chi? Al popolo che vuole continuare a praticare le proprie usanze, quindi usi, costumi, tradizioni, e però si vorrebbe anche portare verso la religione cattolica cristiana. Cosa succede? Succede che nella stessa lettera quest'uomo dice c'è un modo di cantare monotono fra la popolazione della Sardegna, è farcito però di palabras groseras, di parolacce. E noi invece abbiamo già chiesto ad alcuni ragazzi, ad alcuni giovani, di eliminare le parolacce e inserire al posto delle parolacce dei testi religiosi, della dottrina religiosa. È un'operazione culturale di una portata, potete immaginare, notevole, perché questo significa che, sposando il mezzo di comunicazione del popolo, soprattutto dei giovani che cantano per le strade, c'è la possibilità di veicolare attraverso questi la dottrina religiosa, il credo, e quindi instillare in questi un'altra religione. Questo significa che ancora a quell'epoca non tutti i sardi erano precisamente evangelizzati. Noi poi, se dovessimo tornare un pochino più indietro, diciamo di più di 1000 anni, abbiamo un papa, si chiama Simmaco, che parte dalla Sardegna totalmente indigeno, e cioè parla ancora la lingua dei nuragici, però ha ancora la religione dei nuragici, però arriva a Roma, studia, diventa addirittura papa. Quindi abbiamo le testimonianze di quest'uomo che lascia la Sardegna 1100 anni prima e ha una religione e una lingua totalmente diverse da quelle parlate sulla penisola italiana. Con l'arrivo dei bizantini in Sardegna, stiamo parlando di 2 secoli, un secolo dopo, abbiamo una situazione totalmente diversa qui in Sardegna. Una situazione dentro la quale il clero non cerca di andare incontro agli usi e di sposare le tradizioni culturali e popolari della Sardegna, ma invece di sovvertirle totalmente. C'è proprio un disegno da parte dei preti del clero bizantino per ostacolare la continuità delle tradizioni, in particolare della lingua e quindi della religione dei sardi. 400 anni di questa presenza bizantina in Sardegna non sono stati comunque, come dire, capaci, sufficienti per modificare quella tradizione e quella lingua. Cioè abbiamo ancora un'infinità di tesori all'interno della lingua e oggi per fortuna c'è Salvatore De Dola che da questo punto di vista ci sta dando una grossa mano d'aiuto con i suoi studi e speriamo che continui a regalarci delle cose belle. Nella tradizione della Sardegna, insomma, il canto a tenore continua. Secondo me si cantava già a tenore in epoca nuragica, però rispetto a questo l'etnomusicologia ci condanna senza pietà. Io vi chiederei, provate a immaginare 4 persone chiuse in cerchio, così. Tutti quanti vi danno le spalle perché il cerchio si chiude. Quindi davanti a un pubblico il cerchio è chiuso. Queste persone, se noi facessimo una fotografia, potremmo un giorno dire quella è la fotografia del tenore che era in atto proprio nel momento in cui cantava? Possiamo dirlo questo? La fotografia non canta, la fotografia non ripropone, e il fatto che uno di loro
oppure due di loro, o anche tre, abbiano la bocca atteggiata in una posizione che è quella del canto, non ci dice che quelli in quel momento cantavano a tenore. Non possiamo assolutamente stabilirlo. Pensate, l'etnomusicologia è arrivata addirittura a sostenere che il bronzetto nuragico itifallico, quello del suonatore di Launeddas, non sia se non una raffigurazione, ma per la gran parte degli etnomusicologi quello strumento in bocca a quell'individuo raffigurato nel bronzetto non è assolutamente lo strumento più antico del Mediterraneo, perché voi in Sardegna ci dicono non potevate avere la polifonia. La polifonia è un'invenzione moderna, è quella del mondo occidentale, ma del mondo occidentale del nord, dell'Europa del nord, ed è una delle grosse, vi chiedo scusa, fesserie della etnomusicologia, che non vuole riconoscere che è assurdo, voglio dire, pensare che solo all'interno del mondo occidentale sia stata messa a punto la polivocalità. Non è possibile questo. Ma perché, scusate, gli aborigeni in Australia non cantano in maniera polivocale? Ma quando mai? Eppure, voglio dire, non è stato il tenore sardo a insegnare agli aborigeni a cantare in polivocalità. La polivocalità esiste dappertutto e non esiste dal 1300 d.C., esiste da sempre. Allora, l'apertura rispetto a questo dovrebbe essere diversa. Torniamo al Concord. Dicevo che nel 1563 abbiamo notizie proprio della formazione di canto esistente a Sassari, esisteva ancora fino al 1950, quando venne realizzato uno dei primi filmati di ripresa del Concord di Sassari. Quel modo di cantare non sappiamo quanto avesse in comune con quello del 1563, né sappiamo quanto ci fosse in comune con il canto della Guardia Imperiale. Possiamo vedere Camillo Bellieni? Sì. Camillo Bellieni è uno storico sardo, è noto soprattutto per essere uno dei fondatori del Partito Sardo d'Azione, ma Camillo Bellieni, come Ettore Pais, sul principio del 1900, pubblica un libro all'interno del quale ci dà la testimonianza di una guardia imperiale a Bisanzio costituita da oltre 300 militi sardi, provenienti cioè dall'isola della Sardegna. Ce l'avete in proiezione, ci trascrive addirittura il testo del canto in greco-bizantino. Questa guardia imperiale cantava nei 10 anni in cui a Bisanzio risiedeva un legato, un nunzio apostolico del Papa, che poi diventò Papa. E pensate, nella storia della Chiesa è ricordato soprattutto per un motivo, perché è colui che ha chiesto la codificazione della musica. Si tratta di Papa Gregorio Magno. A partire poi da quello che lui chiese, cioè di procedere alla notazione della musica e quindi a studiare la musica e farla entrare nella formazione del clero, noi avremo poi quello che viene chiamato canto gregoriano, che è tutto impostato a partire dagli studi che sono nati da questo Papa Gregorio Magno. Ripeto, siamo nel 500 d.C. e abbiamo già testimonianza di una prassi canora. Velocizziamo tutto. Il canto a tenore noi non sappiamo a questo punto se canta religione o canta invece, lo metto fra virgolette, porcherie. Non lo sappiamo. Sta di fatto che si arriverà al 1563 e c'è quel bivio in cui il canto profano viene svuotato, viene vestito invece del testo religioso e quindi queste persone canteranno testi della dottrina cristiana. Proviamo a vedere cosa è allora il Concord.
Concordo, tenore in molti comuni della Sardegna è la stessa parola, nel senso che indica comunque una formazione polivocale composta da 4 persone all'interno del quale noi possiamo vedere 4 parti vocali. La voce, cioè sarocche o voce solista, una persona che intona un testo poetico, a cui rispondono basso, contra e mezzovoce, che hanno 3 strutture vocali totalmente diverse. Si tratta di 2 voci gutturali, ma vedremo anche cosa significa gutturale, e poi invece un'altra che è una voce di petto, ma soprattutto poi di testa. Proviamo a vedere il film sul tenore, sul concordo, chiedo scusa. Di gregoriano qui no, non c'è il canto gregoriano, qui c'è la polifonia religiosa di Rosei. Vi chiedo di osservare bene la posizione dei colpi dei cantori. Avete esattamente il basso, avete la contra lì giù, avete la voce solista, la prima persona a sinistra, e infine quest'altra persona che dovrebbe ricoprire la voce di falsetto, la mezza voce. Però avete anche notato che nel canto di queste persone non c'è esattamente il lancio di un messaggio e quindi la risposta contemporanea, simultanea di basso, contra e mezza voce. Ci sono degli intervalli, ci sono delle pause, ci sono degli ingressi ritardati da parte di una voce e dell'altra. Quindi ognuno di questi è responsabile di una parte musicale. E questo implica una grammatica del canto che è decisamente ricchissima. Dopodiché la cosa da farvi notare è questa. Siete sicuri che parlassero sardo? È un miserere. Quindi cantano in latino. Cioè la forza oggi delle confraternite è questa, che i testi cantati dai confratelli sono testi latini, dove è vero che noi abbiamo una letteratura vastissima, noi sardi, di storpiature del latino, per esempio Proceteggius Augustroctus, però con tutto ciò, quando si entra in una confraternita, il latino, seppure uno è marmista, no, 2 sono marmista, l'altro è manovale e l'altro ancora è un insegnante, voglio dire, il latino i 2 marmisti non lo conoscono. Però per potersi far carico di continuare questa tradizione, il latino lo hanno imparato e lo hanno imparato a meraviglia. E quindi in questo tipo di formazione il canto è preciso. È preciso nel senso che non cambia da secoli e secoli. Quello che invece cambia è l'alchimia delle voci, cioè a dire come
basso e contra trovano un'intesa, come la mezzavoce riesce a infiorare quell'intesa di basso e di contra, e come quindi si riesce a riproporre, sembrerebbe sempre identico, ma se voi registrate questo canto e poi chiedete di cantare nuovamente lo stesso canto, beh, non sarà mai una produzione precisa, sovrapponibile. Ci saranno sempre tante microvarianti e questo fa bellissimo il canto del concordo. Ma che cos'è il concordo? È solo davvero il canto della Chiesa? Proviamo a vedere la prima slide. Concordo, oggi tutti quanti siamo disposti a dire, beh, parola latina, no? La parola latina è alla base della concordia. No, allora io vi chiederei di intanto andarvi a vedere il dizionario etimologico della lingua italiana, che fa una buona ricostruzione della parola, dove però troverete che Cortellazzi e Zolli non sono andati a vedere cosa esisteva invece in accadico. Vedete lì su è indicata l'etimologia. In accadico en significava ensemble, significava quindi con, avec, cioè dire l'essere insieme, l'essere con le persone. E invece curdo significa, vedete bene, i vocabolari di francese che uso io, significa addirittura gesto eroico, quindi chanson de geste, eroisme, éclat de guerre, eccetera, eccetera. Cioè il concordo in epoca remota, qui in Sardegna, non era il canto strettamente religioso che cantava in latino, era invece un canto per cantare gesta epiche. Quindi era certamente rivolto a Dio, perché tutta l'epica nella letteratura che noi conosciamo, per esempio la letteratura greca, è sempre un canto di guerra, ma è un canto che tiene sempre conto del divino, non lo taglia mai. A partire dal concordo noi abbiamo quindi una testimonianza di una formazione di canto che viene da lontano, viene perlomeno dall'epoca accadica, e l'epoca accadica in Sardegna risale a perlomeno 3000 anni prima della nostra era. Procediamo. Quale sarà a questo punto l'origine invece del canto a tenore? Sull'origine del canto a tenore ci si è sbizzarriti. Una teoria era di un carissimo amico, di Armando Pira, diceva che il canto a tenore sarebbe nato per coprire, pensate bene, coprire gli scambi comunicativi dei prigionieri sotto i romani. Quindi fare rumore con le voci per coprire gli scambi comunicativi. È molto artata questa, anche perché noi su questo non abbiamo nessun elemento. I romani certo non ci hanno lasciato una letteratura su queste cose. Invece abbiamo un'altra tesi che parla di grosse maschere di cartapesta messe come nel teatro greco per poter amplificare il suono, però noi non abbiamo il teatro greco in Sardegna. La tesi che io preferisco è invece l'imitazione dei suoni della natura. Dei suoni della natura sembrerebbe quasi un gioco, però se osservate nella gran parte dei paesi del mondo, delle popolazioni di tutto il mondo, dell'Africa, della Polinesia, dell'Oceania, dell'Australia, eccetera, eccetera, l'uomo ha sempre tentato di imitare i suoni della natura, in vario modo, e non semplicemente i suoni animali, ma soprattutto qui. Abbiamo una parola che in Sardegna oggi è quasi esclusivamente un cognome, Armas. Armas è il cognome che troviamo per esempio ad Arbus, c'è ancora il cognome Armas. Altrimenti bisogna andare nel Montacuto. Montacuto, per intenderci, è la regione dove stanno Boddusò, Pattada, Ala dei Sardi, e troviamo lì questo modo di identificare basso, contra e mesuroke, cioè le tre voci che compongono il coro del tenore. Questa parola, arma,
viene sempre dall'accadico e venne tradotta da Giovanni Seminano come gazella. In effetti, se andate a vedere nei vocabolari, vi dà, io credo si tratti comunque di un errore, quando dice capra montana. In genere noi le capre in Sardegna le abbiamo sui monti, dell'Ogliastra per esempio, mentre altrove in sospari, sì, nelle pianure abbiamo soprattutto le pecore. Tanto che poi, se vedete il nome latino, vi richiama l'ovino, cioè la pecora. No, è il muflone. Il muflone, se conoscete bene questo animale, ha 3 versi distinti. Uno è il verso del maschio del muflone, che è molto grave, è chiuso. L'altro è il belato, diciamo così, della mufla, della femmina. L'altro ancora è il belato dell'agnellino, del cucciolo del mufloncino. Via. Uno stesso animale con 3 suoni nettamente distinti. Questo è alla base, secondo me, della teoria della imitazione dei suoni della natura per il canto a tenore. Proviamo a procedere. Entriamo a questo punto per visitare il canto a tenore. Il canto a tenore è fatto a questo punto di, chiamiamole forme esecutive, se volete le melodie, e all'interno di queste abbiamo poi dei suoni. Cosa significano le melodie? Questa era la mia scommessa con lo studio sulle lingue preclassiche. Cosa fossero queste, cosa significassero queste melodie e cosa fosse quindi il linguaggio del canto tenore, cioè quel bimba in mo, che cosa significa. Partiamo dalla anchetta, è solo una questione alfabetica. Anchetta è un ballo particolare di torpè. Questo ballo, che ha ancora esecuzione da parte del coro vocale al tenore, per loro si tratta del concerto, è un ballo che ha una composizione poetica molto particolare. In effetti è costruito su dei versi endecasillabi, ma sono versi endecasillabi strani rispetto alla media dell'endecasillabo sardo, che vede sempre la 6ª sillaba accentata. Nel canto di questo ballo abbiamo invece la 4ª, l'8ª e la 10ª sillaba. Cosa significa? Beh, significa che rispetto alla nostra norma di esecuzione di un verso di 11 sillabe, questo suonerà abbastanza strano. E quindi vedete l'etimo del termine. Anco, che significa stanco, e quindi invece ittu, che è l'andamento, il portamento, la caratteristica particolare. Per cui alla fine il nome di questo ballo, riuscite a vedere, sì, è il ballo dall'andamento stanco. Tanto che deve ripetere isparogros, isparogros. Vedete che c'è una ripetizione, cioè frammenta il verso e lo ripete. Se possiamo ascoltarlo. La successiva delle forme è l'anninnia. Tutti noi sappiamo che anninnia viene dal verbo annennare, ninnare, significa cioè cullare il bambino, cantare la ninna nanna, come si dice. Ma davvero credete che possa dormire un bambino con questo suono? Proviamo. Annini, dormivi, di via, dora tu, me uri tu, dormivi, via, viso, annini,
Credo che anche qui sia sufficiente l'ascolto per capire che non è possibile che la mimia, almeno nel canto tenore, possa essere davvero la melodia per addormentare il bambino. Io non ci voglio credere. Credo invece di aver trovato all'interno del termine e soprattutto del ritornello, dove prolifera in maniera esagerata questo nin nin nin. Questo nin ho trovato due possibilità nei miei vocabolari. Uno è preghiera, l'altro invece è un tipo di prete. Io tenderei a escludere la seconda, mentre la prima la leggo fortemente all'altra parte della parola, e cioè anno, anni, che viene dalla carica. Ma nella lingua punica, per esempio, voi trovate la parola Annibale. La parola Annibale è una parola composta, vi ricorderete, no? Annibale nella storia delle guerre puniche. Ebbene, Annibale è composto da Anni, che significa grazia divina, e poi Baal, che era Dio. Quindi, da qui io vorrei continuare a vedere un etimo per questa forma esecutiva, cioè una preghiera per chiedere la grazia divina. Fra l'altro, nelle lingue preclassiche era abbondante la ridondanza, per cui si domandava spesso più volte la stessa cosa, quindi la ripetizione esagerata di quelle lingue. Passiamo alla terza delle etimologie, e da quella da cui partivo con il professor Sardella, Assandina. Qui verrei corretto se ci fosse un gallurese che mi direbbe: ma veramente noi non diciamo Assandina, ma diciamo Alandina, nel senso che quella S che vedete fra le due A, no? Per i galluresi, essendo l'articolo determinativo, viene sostituito dal gallurese la, no? La andina. Però nella ricostruzione io ho preso il totale, anche perché all'interno del canto tenore non avete andina, ma avete sempre assandina, e quelle as con questa pronuncia di quella S, la S borgalese, per cui non fatico qui, sa, andranno su pormi questa cosa, sentite questo show, no? Questa è proprio la S borgalese che vi Urzuli, è la S del Sumero, che sopravvive, secondo me, in quella zona della Sardegna. As è la stella, che poi viene invece nominata Mul, e da questo avete quel cognome che per la gran parte di coloro che si occupano di antroponomastica, Mulas, viene dalla mula. No, assolutamente, viene dalla stella, anche perché i sardi erano attenti osservatori della volta celeste. E quindi vedete la scomposizione che io ho fatto delle femmine, e quindi avete An, che è il cielo, e quindi Anu, il dio del cielo. Di, o meglio, di capominale, che significa splendere, brillare, e quindi Ra. Chi sarà questo Ra? Ra è il dio solo. E in effetti Sardella mi diceva: questa forma esecutiva è dedicata alla stella di Venere, che è quella che brilla maggiormente nel cielo. Io non mettevo in discussione il professor Sardella, perché certamente aveva una preparazione più confortata da studi rispetto a me, che muovevo i primi passi nello studio delle lingue preclassiche. Poi però le cose non mi tornavano. Naturalmente tutti i significati, come mi aveva insegnato lui, io li cercavo nei dizionari. Lui usava soprattutto i dizionari tedeschi, tedesco-sumero. Per me era impossibile. Proviamo a sentire invece il canto proprio a Sandina. E su palate su duca, luva che rincagliari, su serve tutto mese a Sandina,
país de canto belas se yo la buca Samera, Samera, Mera, Mera, È un canto a Sandira, ma a Sandira qui viene utilizzato come semplice ritornello su un testo di Mutus, quindi una struttura strofica incongruente, cioè che non ha una pienezza di significato, che però viene ripresa nella seconda strofa e viene completato il significato, viene soprattutto completata la rima, e quindi poi viene ripetuta la seconda retrogradando ancora la posizione sia delle parole dentro i versi sia dei versi dentro la strofa, e così si può andare molto lontano con lo stesso tipo di canto sempre. Procediamo e da qui insomma entriamo invece in un tutt'altro percorso. È il percorso che vede la boghe, e noi diciamo boghe è una parola che viene certamente dal latino vocem. Non discuto, assolutamente no. Dopodiché occorre capire se questa parola applicata al canto a tenore abbia davvero il significato, perché ce ne sono tante dentro il canto a tenore che per me erano delle stonature enormi. Cosa significa per esempio boghe de carru? Io forse ho una sintesi estrema nelle cose, una logica serrata, cioè proviamo a capire. Voi avete mai sentito un carro cantare? Io, per quanto mi sia sforzato, e poi io ho conosciuto i carri a buoi, quindi non sono un pischellino, e quindi li ho conosciuti, ma nessuno dei carri cantava. Cantavano sos carruantes, cioè coloro che guidavano i carri, però parlare di boghe de carro come una indicazione di voce di carro per me non era possibile. Boghe ndende. Io vi ho fatto vedere prima il video del concordo, belli fissi, fermi, eppure voglio dire, su concordo, cioè i confratelli, durante la settimana santa, nella Via Crucis per esempio, camminano e cantano. Ma nel concordo, cioè nel canto religioso, andare lì esiste, ma cioè non esiste come melodia, voglio dire. Nel canto a tenore invece esiste questa melodia, boghe andende. E io ho domandato in tutti i paesi dove ho trovato boghe andende, ballo andende, ho provato a domandare, ma cosa significa andende? Nessuno è mai riuscito a darmi una risposta, non dico convincente, ma nessuna risposta tout court, cioè niente. Se non che alcuni tempi fa qualcuno mi ha detto, e se fosse magari il ballo che va, perché il ballo deve muovere? Vado a vedere, a Magoiada ci fu una voce delle più belle del canto tenore, si chiamava Giovanni Nieto Mazzone, ma questa persona cantava su ballo andente. Che cosa era su ballo andente? Su ballo andente non era altro che un ballo che legava al canto della bocche e notte, sì, adesso ve ne parlo, la bocche e notte, per tornare all'etimo latino di voce, non è assolutamente tale. Bocche e notte non è la voce della notte, cioè la voce delle serenate alle ragazze, per carità. Queste sono le invenzioni di qualcuno che aveva pochi strumenti glottologici, soprattutto etimologici, e quindi si è inventato delle cose pazzesche, delle paronomasie. Amen? Questa parola viene dal sumero bu te e significa bu, perfetto, kunu significa approccio, te è il verbo approcciare. Tanto che se voi domandate a tutti coloro che cantano a tenore qual è la melodia nella quale davvero uno può apprezzare il canto a tenore, vi diranno la melodia dove si può apprezzare il canto a tenore è sa bocche e notte.
E cosa vuol dire? È un canto serio, e poi vedremo cosa significa serio, ma da me non è stato. Ripeto, in sumero, bukunute significava approccio melodico perfetto, cioè dire il modo di cantare migliore. Invece, per dire Bobiandelle, lo ritroviamo nel canto di Simpudile. Ve lo faccio sentire. Simpudile qui lo prendo da un CD, un disco, cioè del 1929, la prima incisione di canto tenore. Sentiamolo un pochino. Sentite adesso. Avete sentito di nuovo andi. Ecco, praticamente non è altro che la ripetizione di an, cioè cielo, e quindi Dio del cielo, di. A chi è riferito? Secondo me è riferito certamente al sole, che veniva venerato, ma dietro il sole non è che un'epifania della divinità. Quindi andende significa praticamente questo, la ripetizione di andi, andi. Se lo prendiamo anziché con di, con de, come nella denominazione della melodia, vedete che non cambia. Noi sardi abbiamo tanti problemi, ma questo a livello fonetico lo abbiamo. Si chiama apofonia, e cioè noi scambiamo spesso e volentieri le vocali perché non le abbiamo ancora ben definite. È una E o è una I? È una U o è una O? Per esempio, noi diciamo so alanna barumia. Ho detto barumia o baronia? Le urume. Di dove? Di urume o di orume? E come mai si dice ortulle e anche ortulle? Vedete che vivono una O e una U insieme, così come vivono la E e la I. Del resto voglio dire, di, che significa brillare, viene comunque da De, che è il creatore. Quindi, giustamente, insomma, il riferimento a livello semantico è identico. Mentre, per quanto riguarda la voce e carru, lo vediamo adesso nella prossima slide. Carru. Lo ritroviamo adesso in quest'altra melodia. Questa è Crapola, dove c'è una inversione, si chiama la metatesi. Vedete bene, era car che diventa cra, bu che significa perfetto, quindi sorge o risorge perfetto, e poi la che è il verbo mostrare. Quando diciamo in sardo la che questo là è un relitto di quella lingua che noi ci portiamo ancora dietro. Bene, da carbulla, e quindi Boga Carru è un inno al sole che nasce, un inno al sole che nasce. E Sacrapola ugualmente ha questo significato. Proviamo a sentire e osservate bene il testo cantato dal tenore, il testo in quei suoni gutturali. Sì, che bella, di una capola, Questa è la parte di bocca e notte, che è lunga. quando viva in caposta sola, non mi la potrai
imperativo del verbo dil, e quindi Ra, sole o splendente, e quindi Ba, regalaci il tuo fulgore. Questo è il significato di questo canto. Procediamo. Dopo la crapola abbiamo invece un'altra delle denominazioni che io rilevo nel Sumero, e cioè sul Dillu. Ascoltiamolo, così riusciamo a essere anche un pochino più veloci. Dillu, 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 duia, dillu, 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 duia, dillu, 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 guardate l'etimo. L'etimo è dili, cioè single, cioè solo, unico, e poi invece lu, che significa persona. E quindi dillu come canto per una sola voce. In effetti c'è una diatriba ormai esasperata nel canto tenore che dura dagli anni 90, ma il coro a tenore eseguiva il canto per Sudillu? Assolutamente no, assolutamente no. Nella tradizione non esisteva questo. Poi è vero che se a me parte il basso io accompagno la voce solista, però questo non era in origine. Passiamo invece a un'altra etimologia molto significativa per me. Osservate bene. Andrete a verificare il dizionario etimologico della lingua francese e troverete che fanfare è una melodia militare ed è fatta da quel suono fon, 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 che è tipico degli ottoni, e poi invece di quelle frr, 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 che viene fatto negli ottoni, ma anche nelle poche percussioni delle bande musicali. È una costruzione straordinaria. Tra l'altro, voglio dire, per eseguire questa fanfarra non ci sono gli ottoni, in Sardegna proprio non esiste. Questa fanfarra è un canto di Buddusò, e a Buddusò la fanfarra è questo, cioè è un canto. Io qui vi propongo una contra eccezionale in una registrazione del 1960 per una formazione di canto che ebbe addirittura il riconoscimento del campanile d'oro. Vediamo il brano. La voce del basso, quello che canta ba ba ba, mentre la contra, che è quella un pochino più di suono un po' più metallico, è quella che canta bi 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 bi, cioè brucia, 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 ed è un inno al creatore. Vedete l'etimo, ban, Dio creatore, quindi pan, che è invece l'inno. Procediamo. Vedete bene che nel canto tenore tutto questo ci riporta indietro, perché queste lingue le abbiamo certamente conosciute in Sardegna, non in epoca che va dai Romani in poi, ma in precedenza. Il canto che avete qui adesso è ve lo faccio ascoltare.
inizia a cantare, canta esattamente 4 sillabe, venide ange, e a quel punto entra il coro, los venide, angelos venide, cioè l'ottonario, cioè il verso di 8 sillabe, viene equamente diviso fra il solista e invece il coro. Significa che una voce inizia e poi si moltiplica, o no? Sentiamo il secondo brano. Il sistema è di poco diverso, insomma, cioè c'è un verso che poi viene ripetuto dal coro. E l'idea di una voce che si moltiplica, direi che ci sta tutta, o no? Naturalmente questa è la ricostruzione che ne fa Andrea Replano, ma figuriamoci se può avere ragione Andrea Replano rispetto a tutti coloro che vi dicono invece i gozos ci vengono dalla penisola iberica, li hanno portati qui i catalani, perché noi in Sardegna nulla creiamo, in Sardegna tutto viene da altrove, tutto quanto. Per fortuna il canto a tenore non ce l'ha portato nessuno, ed ecco perché a questo punto io insisto, no, stanno sbagliando loro, anche perché poi questo modo di cantare all'epoca dei catalani, noi avevamo i testi già scritti di gozos, quindi i catalani non ci hanno portato nulla. Proviamo ad andare avanti. Questa invece è una delle melodie all'interno del quale insomma troviamo un mistero, ma è molto misterioso il ballo di Ololai. L'Indassa è il ballo più marcatamente paesano per Ololai. All'interno del canto del tenore un amico mi aveva consigliato: cerca dentro il canto a tenore tutto ciò che avviene in maniera omoritmica, perché tutto ciò che è omoritmico significa che è antico, mentre tutto ciò che è rielaborato è frutto del singolo. In effetti nel canto a tenore c'è molta individualità, nel senso che la contra, il basso, la mezza voce sanno di dover percorrere dei sentieri di creazione musicale. Ma come percorrerli? Quello è tutto un discorso legato alla loro inventiva, alla loro fantasia, al loro estro. Invece, quando abbiamo i tratti omoritmici, e cioè che tutti cantano nello stesso modo, come avviene nel concordio, cioè nel canto religioso, beh, lì è una testimonianza veramente arcaica. E qui sentite il testo nel canto. Non arriva esecuzione perfetta del rituale religioso. Chissà cosa avveniva mentre si svolgeva questo ballo, che è uno dei balli caratteristici della Sardegna centrale. Andiamo avanti. Siamo davanti a uno dei misteri del canto sardo. Il canto a tenore non è altro se non senso. E in effetti invece all'interno del canto a tenore io trovo dei testi completi di preghiere. Naturalmente, se adesso noi dovessimo andare a vedere l'antropologia della Sardegna, ma chi? Quello? Ma figurati, quello è del mio paese, figurati se può mai essere uno scienziato, se può mai essere un personaggio illustre. Guarda che è il figlio del tale e viene da una famiglia che è mischineggio. Questo è quello che noi pensiamo solitamente di noi sardi.
di Vittorietta, che è la contra che canta qui dentro, è un personaggio straordinario nella bocca del quale un cameraman della BBC volle ficcare la videocamera perché non credeva che non avesse dentro uno strumento musicale per poter cantare in questa maniera. Beh, quest'uomo aveva una creatività, una fantasia esagerata. Però è anche vero, mi testimoniava lui, che meras cosas las imparadas dai pradili meu, Kitty, tutto roba e va milla, sa che mi dai alta. Cioè dire, ha imparato le tecniche del canto da questo suo familiare, che era una contra di una bravura straordinaria, se non che era un po' birichino, quindi ogni tanto entrava in galera, ne usciva e in galera aveva modo di conoscere tanti altri cantori di altri paesi e quando tornava a Dorune portava queste innovazioni. Però voglio dire, le cose di famiglia le aveva tramandate precise e precise. Che cosa c'era di famiglia? Beh, di famiglia c'era questo modo di costruire il canto. Lo ascoltiamo. È un ballourista, quindi molto ritmato, molto bello. L'esecuzione è di un tessuto musicale veramente ricco. All'interno di questo tessuto musicale avete potuto sentire questi suoni, intanto rumba, che a lui serviva proprio per lanciare giochi di virtuosismo. I giochi di virtuosismo erano questi: de, dinghi de, dinghi do, de, dinghi de, rumba. Finiva sempre con questo, apriva e chiudeva. Che cosa è questo rumba? Rumba in ebraico significa rum in alto, in altitudine, da cui avete la città di Roma, per esempio, che è costruita sui 7 colli, no? Cioè in altitudine, in altezza. Avete poi Romanzesu, qui in Sardegna, che è il villaggio nuragico messo su un altopiano ugualmente in altezza, non lontano dalle foci del Tirso. Insomma, altezza, altitudine, volendo indicare a questo punto non una altitudine a livello orografico, quanto invece l'altitudine del cielo. E quindi il testo brilla. E poi soprattutto l'altra testimonianza, e cioè Dinghi. Questo Dinghi che si conosceva come nome del dio dei Sumeri e che invece è qualcosa che ritroviamo in Sardegna nel canto a tenore. Pensate un pochino. Quindi o a questo punto dobbiamo pensare che i Sumeri eravamo noi, oppure non è vero che il dio Dinghi fosse solo dei Sumeri, ma appartenesse a tutti coloro che un tempo si chiamavano Sumeri, compresi noi sardi. Andiamo avanti, siamo dentro, pienamente dentro la religione, e osservate quest'altra melodia. Non ve la faccio ascoltare, questi andiamo un pochino più veloci. Lira. E io mi domandavo, ma cosa accidenti sarà questo canto in lira? Li significa in inglese fine, cioè a dire eccelso, eccellente. E Ra è quello che abbiamo trovato all'inizio, che abbiamo ritrovato tante volte, e cioè il Dio Sole. Quindi questo è un canto dedicato al Dio Sole, al Sole splendente. Andiamo ancora avanti e troveremo invece me. Me è una parola che significa puro spirito, essenza divina. Viene cantata da un coro, il coro di Nuoro esattamente, che era pieno, per la parte proprio di canto tenore, di voci che provengono da Oriena.
e io credo che a Oliena è dedicata intanto la poesia con cui questo canto viene veicolato. Il testo del canto è me, mondi, me. Quel bo lo dovete intendere come bu, e cioè perfetto, no? Per il resto è pura essenza, perfetto, eccetera, eccetera. Vedete? Ora, il canto a tenore conserva al suo interno una serie di nomi che a prima vista la gran parte di coloro che sono chiamati gli esperti di canto a tenore non hanno mai investigato, quindi non sanno cosa sia. Andiamo alla successiva delle forme esecutive, l'ascoltiamo. Ales artista tita costruiu proita forma conica tia fatuna. Sentite come è alto. Si domanda dunque chi ti abidu pro caliscopus ese statuaranat Continua ad essere alto, perché questa forma esecutiva si chiama seria, che secondo me ha significato di canto al levar del sole, cioè un inno mattutino, al sole mattutino. Naturalmente per tutti coloro che cantano a tenore e che conoscono il canto a tenore, no, la seria si contrappone a salestra, che è un modo più ritmato di cantare. No, non è così. Serum, vedete ancora, è un termine che viene da lontano, lo ritroviamo poi come radice sonora in serraggia, che era uno strumento di epoca nuragica, cioè è quella sorta di bastone con un budello animale e poi sopra ha una vescica di maiale, e questo strumento suona, e il suono di quella corda di intestino animale, di budello animale, viene amplificata dalla vescica che sta sulla sommità della canna. Quella è la serraggia. Però vedete, in ebraico noi abbiamo ancora zir per dire canto, ed è lo stesso radicale sonoro, né più né meno. Andiamo avanti. Stiamo per concludere con la Voce Notte Antica. Proviamo ad ascoltarla. Io già vi ho detto che voce di notte non è tale, ma è invece bucunute. Sentiamo un pochino. Rosa quiser de Venus orai chinas in osservintione bambulosa. Ascoltate soprattutto adesso questa parte che viene perché qui viene cantato proprio questo che è il canto tipico di questa forma esecutiva, e cioè ignia, che non ha niente a che vedere con la parola ignis o ignem come troviamo nei canti latini del concordo. Questo invece è il canto a tenore, e il canto della Voce Notte Antica ci dice: o potenza della notte,
da cui io interpreto che questo sia un canto rivolto alla luna, alla potenza della notte. Andiamo avanti, dai, passiamo al prossimo. Il prossimo è Suballo Turturino, che era la chiave che vi accennavo all'inizio, e cioè la chiave di volta che mi ha permesso di decriptare il tutto è questo ballo. Questo ballo che, unico nel canto a tenore, canta con dei suoni totalmente diversi da quelli che sono solitamente bim bam bim bo. No, qui non avete nulla di tutto questo. Qui avete Suballo Turturino che i buoni antropologi, etnologi e probabilmente anche sconsiderati, scriteriati intellettuali vi descrivono come è il passo che fa la tortora quando danza per il corteggiamento d'amore. Turturino è una parola agglutinata composta da queste sillabe. Tur viene dall'accadico ed è una delle parole che noi usiamo maggiormente in sardo. In sardo, vedi, cioè, no, non turrà, ma torla. Questo torra noi lo usiamo sempre ed è quello. Poi invece abbiamo tu, ri, nu, e quindi vedete il significato di tu, che è battere, e nel canto a tenore quelle sillabe che voi sentite, si chiamano corfos, proprio dal verbo battere, no? Quelle tu, batte. E quindi ri, che significa gridare, perché vi ho detto, non può essere che l'annemia serva per addormentare, serve per gridare. E poi invece nu, che significa, in questo caso, far volteggiare, far girare anche. Bene, questo è il significato dell'etimologia. E invece sentite il testo musicale. Aiutiamolino se aprimo che lampada e aprimo che lampada Credo che possa bastare perché va così per continuare. Cioè il canto è L, du, ba, ba. Queste sillabe ci dicono L, cioè Dio supremo, regalaci l'armonia nel canto. Questa era la frase che mi ha permesso a questo punto, visto che tutto è precisamente sumero qui, mi ha permesso di continuare a lavorare per capire cosa sia il canto a tenore. Quindi il tenore canta questo e il tenore altro non è a questo punto se non, vediamo la slide ultima, ecco, il tenore è questo. E cioè il tenore nasce contemporaneamente al concordo, quindi, ma il concordo è quello che celebra le gesta eroiche, epiche. Invece il canto a tenore è quello che serve per creare la musica da discoteca di allora, quindi il ballo. Poi naturalmente il tenore si impadronisce di alcune melodie del concordo, per esempio dei gothos, si impadronisce il concordo di alcune melodie del tenore, per esempio di canti molto molto profani, tanto che il concordo in molti paesi, vi faccio gli esempi di Cugliari, di San Lussurgiu, canta non solo un repertorio religioso, ma anche un repertorio profano. Questo è alla base della polivocalità della Sardegna. Grazie.